Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con l'informazione di friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca perché c'è stato un incidente stradale questa mattina a Pordenone, per la precisione lungo la fiera, e dunque vediamo dove è stata investita una donna di 64 anni, investita da un'auto condotta da un quarantenne residente nella provincia di Vicenza. Il sinistro si è verificato in mattinata nei pressi del quartiere fieristico della città sul Noncello. La donna è stata elitrasportata all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Rilievi di legge da parte della polizia locale per chiarire le dinamiche del sinistro. Restiamo nel Friuli occidentale, sempre a Pordenone. Servizi mirati, controlli costanti, telecamere, fototrappole hanno permesso di individuare numerose persone da parte della polizia locale di Pordenone e Cordenons mentre abbandonavano i rifiuti fuori dagli appositi cassonetti o in maniera indifferenziata. In alcuni casi i furgoncini scaricavano talmente tanto materiale da riempire completamente i cassonetti, lasciando i sacchi in eccedenza fuori dai contenitori. Altre persone invece, senza neppure aprire i bidoni della raccolta differenziata, lanciavano i sacchi a terra, incuranti delle norme più semplici di educazione civica. Molte delle persone identificate risultavano residenti fuori da Pordenone e Cordenons, in alcuni casi addirittura in Veneto. Per tutti sono scattate le costose sanzioni amministrative, che serviranno di certo a fargli cambiare idea la prossima volta, perché quando si tocca il portafoglio, come si dice, è un sistema che funziona molto meglio delle solite multe lasciate così. E adesso andiamo a Gorizia per dire che i carabinieri hanno fermato al confine un uomo e una donna sorpresi in auto con marijuana e un macina spezie. La perquisizione è proseguita nella loro abitazione e qui sono state fatte altre scoperte. In particolare i militari della sezione radiomobile nel pomeriggio del 29 giugno scorso, intorno alle 17, durante l'esecuzione di un posto di controllo attuato nelle vicinanze del valico di via Vittorio Veneto, hanno proceduto al controllo di un'autovettura che aveva da poco attraversato il confine. A bordo del mezzo, oltre al conducente LD, 48 anni, di origine macedone ma residente in città, si trova una donna 34enne italiana di Ronchi dei Legionari. Nella mattinata del 2 luglio scorso l'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Gorizia nei confronti dell'arrestato. Ci spostiamo adesso a Monfalcone, sempre per una notizia di cronaca. Continua l'attività di polizia locale in collaborazione con l'azienda sanitaria per la tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese. È stato effettuato un sopralluogo in un'attività al dettaglio di alimenti e macelleria del centro, gestita da un bengalese, a seguito di una segnalazione ricevuta. La cella frigorifera risultava essere carente delle condizioni igieniche. I banconi da lavoro risultavano sporchi, all'interno del locale venivano rilevate diverse mosche. Un collaboratore familiare intento a lavorare la carne senza alcuna divisa da lavoro. È stata rinvenuta della carne fuori dalla cella frigorifera perché troppo piena, carne che è stata sequestrata in quanto non più destinabile al consumo umano. Si tratta di 91 kg di carne tra bovina e pollo. Viste le non conformità accertate, l'azienda sanitaria ha proceduto alla sospensione dell'attività sino alla rimozione delle carenze che imponevano il provvedimento restrittivo. Al titolare verranno irrogate sanzioni per 2.000 euro per aver esercitato in assenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa sanitaria.
E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione giorno, vi diamo appuntamento nel tardo pomeriggio per un altro live news, chiaramente tutti gli aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.